Ciao da Nicoletta e oggi sono qui con una persona a cui tengo veramente molto perché è un mio collaboratore, collabora a Lugano e da poco in realtà, però tempo fa mi erano arrivati su WhatsApp un sacco di messaggi con un tuo articolo di giornale. Non me l'hai mandato tu, me l'hanno mandato altre persone. Vuoi presentarti tu e Sì. dici un po' i tuoi risultati, chi sei? Allora, ciao, io sono Daniele, ho frequentato il corso di memoria già un bel po' di tempo fa, circa 2 anni fa, e l'articolo di giornale era stato fatto perché a giugno 2013, cioè dell'anno scorso, ho vinto il premio per il miglior maturando sportivo liceale, utilizzando le tecniche di memoria che già ero abituato a utilizzare da molto e mi hanno aiutato moltissimo a conciliare anche tutto quello che era sport e scuola, perché facendo 6 allenamenti alla settimana, Di quante spesso ore? di 2 ore e mezza, esattamente, e spesso c'era pochissimo tempo per lo studio, pochissimo tempo per quello che era la scuola, per quello che era tutti i test, le interrogazioni e veramente questo metodo diciamo che mi ha fatto fare cose di cui non immaginavo nemmeno la possibilità di farle. Non immaginavo di riuscire a fare una cosa del genere che alla fine è accaduta. Poi la cosa bella che mi raccontavi è che anche nello sport hai avuto miglioramenti, no? Sì, sì, chiaramente. Diciamo che frequentando anche le altre serate monografiche di autostima, di comunicazione, di queste cose, è cambiata anche la mia prospettiva su quello che deve essere l'atteggiamento mentale di una persona, soprattutto nelle difficoltà della vita, cioè soprattutto nelle situazioni in cui veramente bisogna tirare fuori le unghie e ho imparato che se veramente si vuole qualcosa ormai bisogna lottare fino a che non la si ottiene. Sono veramente fiera perché pensa che Daniele collabora da 2 mesi e sta facendo il servizio militare civile Civile, sì. a Friburgo e su 6 mesi di lavoro ha 8 giorni di vacanza e ha preso 2 giorni delle sue 8 giornate di vacanza in 6 mesi per essere qui con noi. Veramente è qualcosa di bello perché quando una persona ottiene risultati l'unico modo per continuare a mantenere quei risultati è avere quell'energia, quella forza e rompere lo schema, fare ciò che gli altri non farebbero mai. Da Lugano è tutto, grazie Daniele Grazie e a voi. ciao, ciao ciao! Ciao!